La Matera si è appena chiusa l'ultima delle gare di questo campionato femminile, siamo qui con una perfetta conosciuta, come la Polla e il capitano della Volver Matera. Le impressioni non solo sulla partita ma su questo percorso? Beh, un percorso sicuramente positivo, visto che comunque almeno a livello italiano non abbiamo perso nessuna partita e abbiamo mantenuto sempre un buon risultato. Oggi è stata abbastanza dura perché abbiamo affrontato il primo caldo e qui alla tensostruttura si sente parecchio, però nonostante abbiamo avuto un inizio un po' difficile appunto per il caldo, l'ho presto, però dopo ci siamo ripresi alla grande. Questa squadra è sempre una fucina, nel senso che si vedono sempre gli inserimenti delle nuove, delle ragazze un po' più giovani. Prospettive? Beh certo, come abbiamo visto stasera sono entrate le 3 ragazze giovani, il portiere e le altre 2, ormai le altre sono tutte veterane. Le prospettive sono sicuramente quelle di far crescere le piccole, che ormai non sono più piccole, sicuramente puntiamo su di loro e cercheremo di dare il nostro noi più grandi. Per i tifosi della Roller, di Pamela Polla, ovviamente di questo percorso, nessuna gara persa, questo scudetto quest'anno, chi lo possiamo dedicare? Beh, sicuramente a tutta la città di Matera, sperando che però la città di Matera riconosca quello che facciamo, perché sono anni che ormai vinciamo in maniera consecutiva varie coppe, però ahimè purtroppo non c'è mai un riconoscimento e speriamo di prima di tutto vincere, fare bene in semifinale e poi se tutto va bene in finale e poi che magari la città di Matera ci possa riconoscere qualcosa. Ringraziamo Pamela per quello che fa in campo e anche come rappresentanza esterna di questo sport al femminile che deve per forza raccogliere consensi. Grazie. Grazie.